Ponte di Vidor, dopo che il Ministero delle Infrastrutture ha comunicato alla provincia che deve arrangiarsi con fondi propri a metterlo in sicurezza, e la replica in cirillico del presidente Marcon che non sa più in che lingua spiegare il problema, si mobilitano i consigli comunali del comprensorio per chiedere con un'apposita delibera la manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto, imprescindibile, come ribadisce oggi anche il governatore Zaia. Io ho parlato in più occasioni con ANAS, l'assessore De Berti sta seguendo la partita anche in queste ore, è a Roma. Ho scritto ad ANAS per avviare una campagna di monitoraggi proprio a sostegno dell'istanza del presidente Marcon della provincia, una campagna di monitoraggi con dei sensori. Io penso che quel ponte è un ponte, ma non è solo un ponte, è un'opera monumentale, un monumento nazionale al pari del Colosseo e di altre realtà, debba essere restaurato. L'associazione Nuovo Ponte di Vidor, presieduta dall'esponente PD Anna Spinnato, dà un altro ordine di priorità. Io credo che sia prioritario costruire il nuovo ponte di Vidor prima di mettere mano a una chiusura di quello vecchio, insomma, perché ci sono dei nodi importanti da sciogliere e perché con il nuovo ponte tutti i problemi verrebbero risolti. Io dico che è necessario non litigare più tra istituzioni. Da qui l'idea lanciata dall'associazione al sindaco di Vidor Albino Cordiali di convocare un tavolo di confronto tra interlocutori che oggi sembrano distanti, provincia, regione e ministero. Va da sé che la spesa di 52 milioni di euro necessaria per risolvere l'intero problema viario di quella fascia di territorio strategica per la Marca e il Veneto, trovandosi nel cuore delle colline del Prosecco, non può sobbarcarsela solo l'ente di Sant'Artemio. Anche Roma deve fare la sua parte. Sono sicura, conclude Spinnato, che alla fine con il dialogo e la collaborazione riusciremo finalmente a raggiungere l'obiettivo della realizzazione del nuovo ponte, proprio perché è una necessità reale e urgente e i cittadini non possono più aspettare.